chiamata alle armi sabato prossimo, 13 marzo, dalle 14 in poi, tutti a Piazza del Popolo a Roma, in difesa della legalità, della democrazia, della nostra Costituzione. Una Costituzione perennemente violata da un governo golpista, qual è quello di Silvio Berlusconi, che ogni volta che deve risolvere i suoi problemi, i suoi guai giudiziari, personali, dell'informazione, imprenditoriali e da ultimo adesso anche di tipo elettorale, si fa una legge a uso e consumo proprio. È uno sconcio dell'etica, della democrazia, ma soprattutto mai come questa volta è una violazione della Carta Costituzionale, del buonsenso, del diritto a poter giocare una partita nel rispetto delle regole del gioco. Qualcuno dice, e purtroppo lo ha detto anche il Presidente della Repubblica, che bisognava fare questo provvedimento per permettere ai cittadini di andare a votare secondo coscienza. L'inutilità e la dannosità di questo decreto lo dimostra il fatto che, ancor prima che questo decreto ha avuto efficacia, già i giudici di Roma hanno riammesso la lista Polverini, già i giudici di Milano hanno riammesso la lista Formigoni. Quindi non c'era bisogno di forzare, violare, sacrificare la Carta Costituzionale, non c'era bisogno di stravolgere il ruolo e funzioni di garanzia del Presidente della Repubblica e di governo di questo Paese per ottenere qualcosa che già si poteva e già si è ottenuto nel rispetto delle regole del gioco attuale. La verità è molto semplice, è che questi vivono nell'arroganza, nella prepotenza, nella strafottenza tipica del potere piduista e fascista. La verità è molto semplice, che rispetto a tutto questo l'unico a cui ci possiamo appellare è l'arbitro, come succede in una partita di calcio. Se c'è una partita di calcio e due squadre giocano, se c'è qualcuno che fa fallo, l'occhio va direttamente all'arbitro sperando che fischi il fallo. Invece questa volta l'arbitro ha fischiato la simulazione del fallo, dicendo non potevo fare a meno perché se no non vinceva quella squadra. Ma all'arbitro non tocca stabilire quale squadra vince, all'arbitro tocca stabilire il rispetto delle regole del gioco. Ecco perché io sono molto amareggiato, perplesso, anche un po' schifato di questa nomenclatura, di questa intelligenza, di questa cultura italiana, di questi commentatori della buon'ora che dicono tutti che questo decreto è una schifezza costituzionale e che però non è colpa dell'arbitro. Non sarà colpa dell'arbitro, ma il 13 marzo ricordatevi che se vogliamo mantenere la democrazia è meglio essere tutti a Roma a lanciare questo appello prima che sia questo allarme prima che sia troppo tardi. Noi vogliamo un paese in cui ognuno possa esprimere i propri diritti ma nel rispetto delle regole del gioco, perché altrimenti vince sempre il più forte, il più furbo, il più spregiudicato, come appunto nella Giunta.